Corteo pacifico delle rappresentanze studentesche delle scuole di secondo grado superiore di Sora. Mercoledì 5 dicembre, circa 300 alunni in corteo, partiti dalla stazione ferroviaria e scortati dalle forze dell'ordine, hanno attraversato la città fino ad arrivare sotto il palazzo municipale. I ragazzi hanno sostato pacificamente sotto il comune, mentre una delegazione è stata ricevuta in sala consiliare dal sindaco Roberto De Donatis e dall'assessore Gabriella Paolacci. Le rappresentanze studentesche hanno rivolto numerose domande al primo cittadino sui temi dell'edilizia scolastica e sulla maggiore sensibilizzazione nei confronti di calamità naturali come il terremoto, con dovuti chiarimenti sulla gestione del fenomeno a favore del corpo studentesco. In particolare noi oggi ci siamo concentrati su quella che è l'edilizia scolastica, su quelli che sono i problemi sul diritto allo studio strettamente collegati al diritto alla sicurezza. Ci teniamo a sottolineare che la manifestazione che abbiamo voluto organizzare oggi con le altre rappresentanze studentesche delle altre scuole di Sora è stata una manifestazione totalmente pacifica e apartitica. È stata una manifestazione organizzata da studenti per cercare di dar voce a quelli che sono le nostre domande, i nostri dubbi su quella che è la sicurezza nelle scuole. E oggi abbiamo avuto da parte del sindaco, l'architetto, il signor Roberto De Donatis, tutte le delucidazioni possibili, e quindi siamo veramente fieri, ma anche orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare e delle risposte che siamo gratificati dalle risposte che siamo riusciti ad ottenere. Il primo cittadino ha risposto alle domande dei rappresentanti degli studenti ed ha auspicato anche per il futuro un sereno confronto sulle tematiche di interesse comune. È stato un incontro molto proficuo, un incontro di chiarimento su quelle che sono le azioni in atto da parte delle amministrazioni, quelli che sono i protocolli da attuare in situazioni simili, e un tema che io ritengo che sia davvero importante, quello di ridurre la distanza fra il fenomeno sismico così come viene percepito e poi in realtà l'entità del fenomeno, perché molto spesso dalla distanza di questi due fattori c'è un mare di comportamenti che sono nocivi sia per la persona sia per le cose, quindi è necessario avere una cultura che sia promossa e diffusa. Lo stiamo facendo con l'attuazione anche del piano di emergenza comunale, con il protocollo che abbiamo discusso ieri con Casa Italia, che seguirà il cantiere sia della scuola che della parte residenziale del nuovo edificio nella zona Mattatoio. Bisogna favorire la conoscenza del fenomeno sismico, sapere come comportarsi, avere la razionalità di fare le cose giuste, e questo richiede esercizio, richiede conoscenza, e cerchiamo di farlo tutti insieme. Le rappresentanze studentesche hanno approfittato dell'incontro per chiedere scusa al sindaco per i messaggi di insulto comparsi sui social, dissociandosi dagli studenti che li hanno scritti. Quello che è successo ieri è stato un gesto da parte di una minoranza, ci tengo a sottolineare che è una minoranza di studenti che hanno fatto un gesto vergognoso che noi riteniamo non solo irrispettoso ma anche pienamente maleducato e inadeguato, un atteggiamento che da parte di ragazzi che vanno dai 15 ai 19 anni ma anche ai 20 è veramente inimmaginabile, vergognoso, la parola adatta è vergognoso per quanto ci riguarda. Ci teniamo a sottolineare che però che quella è una minoranza, che non bisogna utilizzare queste cose, questi avvenimenti brutti e vergognosi che accadono per dire tutti i ragazzi, tutta la generazione di questi ragazzi è persa.